Abbiamo deciso di annullare le sanzioni che sono state comminate sulla strada regionale 307 dal giorno dell'accensione al giorno dello spegnimento e ritengo vi siano gravissime responsabilità nei confronti di chi ricopriva l'incarico di responsabile della polizia locale di Cadoneghe. Annullate tutte le multe emesse in poco meno di 2 mesi di funzionamento dai 2 Velox accesi il 23 giugno 2023 lungo la strada 307 del Santo nel comune di Cadoneghe. Il parere pro veritate giunto dall'indagine interna affidata all'avvocato Antonio Greco ha messo la parola fine. Le 58.000 multe emesse saranno annullate. Sono emersi dei vizi gravissimi e accendere quel rilevatore è stato un abuso di potere. Il procedimento è partito subito. Ad oggi procediamo ad annullare i primi 16.000 verbali, un lotto di primi 16.000 verbali che voi vedete qui. Ho dato un modulo a tutti i cittadini che potranno trovarlo a partire da domani nel nostro sito istituzionale, istanze di autotutela, lo compileranno e flegheranno, metteranno una crocetta nel caso che gli riguarda. Il modulo potrà essere consegnato a mano, soluzione riservata alle categorie più deboli, o inviato via raccomandata alla sede della Polizia Locale di Cadoneghe o via PEC all'indirizzo verbali307.cadoneghe.pd@legalmail.it.